che ha prodotto risultati straordinari nell'avanzamento delle condizioni culturali, fisiche, sociali, economiche di moltissime persone, consentendo il raggiungimento di diritti e di libertà che fino a pochissimo tempo fa non avremmo ritenuto possibili. Solo da pochi decenni parliamo di diritti specifici dei bambini, veniva ricordata la giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza che faremo a novembre, di diritti degli anziani, delle donne, dei disabili, dei malati, ma l'obiettivo a cui arrivare è che non sia necessario parlarne addirittura settorializzandoli, in quanto vengono finalmente applicati alla pari per tutti, sia in maniera formale che sostanziale. Al contempo, cerco di andare anche di saltare qualcosa perché i tempi no. Al contempo, in taluni casi, alcuni di questi fatti ci rendono anche pensierosi e talora perplessi, quando mirano a modificare quelli che ritenevamo fenomeni, dati naturali e pertanto congeniti e intrinseci, e che riguardano ad esempio l'instaurarsi di relazioni più virtuali che personali e dirette tra noi, che riguardano certe modalità di intervento umano sul dare origine alla vita, sulla piena disponibilità di questa fin dall'inizio da parte dello scienziato, sulle modalità della sua conclusione. Tenuto conto che tutto ciò, e sintetizzo, comporta rispetto a una storia e una consolidata antropologia millenaria modalità nuove, differenti di essere, di pensare, del costituirsi della persona e del suo relazionarsi in ambito duale e in quello multipersonale, che di tutto ciò non si può non prendere atto, sia come uomini sia come eventualmente cristiani, che occorre conoscere tale rapida e inarrestabile evoluzione del pensiero, delle conquiste e dei comportamenti con lucidità e comprensione chiara. Appare utile discernere tutti gli elementi, quelli positivi e quelli rischiosi o eventualmente negativi, da ricercare anche mediante il necessario onesto confronto e dialogo tra posizioni differenti. Non ritengo che si possa partire da un pregiudizio già negativo e quindi di condanna rispetto al problema che esaminiamo questa sera, ma che si debba ragionare su tale complessa e delicata questione. Si dice, ma ne abbiamo sentito parlare in maniera molto competente, che gli studi di genere mirano a tracciare e a combattere i pregiudizi e le discriminazioni che producono una rigida suddivisione di ruoli, dall'inferiorità intellettuale della donna esclusa pertanto dalla vita politica, pubblica e dagli studi, alle donne confinate nella sfera privata e familiare e gli uomini destinati per natura alla sfera pubblica. Pregiudizi e discriminazioni che ancora oggi sono alla base della marginalizzazione e dell'esclusione di una consistente forza femminile preziosa per il Paese e che bloccano una reale parità tra uomini e donne in tante sfere della vita privata e pubblica. Educare al genere significa dunque porre al centro il tema della differenza tra uomini e donne per mettere in discussione quei luoghi comuni che attribuiscono destini e opportunità diverse come se fossero dei dati tutti costitutivamente discendenti dal sesso biologico. Per questo si dice importante partire dalla formazione di nuovi cittadini per affermare la dignità di ogni individuo e il rispetto delle differenze. Che cosa si può dire di fronte a questo? Mi pare che sia difficile dire di no. E quindi è da opporsi ad ogni discriminazione sessuale, di genere, omofobica, bullistica, eccetera, anzitutto come genitori ed educatori,
ma pure come cittadini credo dobbiamo superare ed educare il superamento definitivo di tali errate e ingiuste visioni culturali, come sono da favorire lo studio e la ricerca seria e approfondita sull'identità maschile e su quella femminile, per capire di più le connessioni esistenti tra il dato biologico che finora abbiamo considerato centrale e quello psicologico e quello culturale che stanno in un complesso rapporto dialettico nella formazione dell'identità di una persona. E Gender Study hanno affrontato questioni non marginali che hanno anche aiutato ad arrivare ad acquisizioni importanti. Anch'io cito Chiara Giaccardi, perché scriveva il 31 luglio la stessa ragione per cui Edith Stein, in quanto donna, non poté essere titolare di una cattedra di filosofia, oggi fa sì che, a parità di qualifica professionale e di competenze, le donne vengano pagate meno degli uomini, se l'ha ricordato anche il Papa, e che o addirittura in alcuni paesi non possono avere diritto all'istruzione né a guidare l'auto, per non parlare del resto. Allora, se il primo battagliero femminismo auspicava una lotta accanita per l'emancipazione della donna contro una cultura maschilista e teorizzava una totale interscambiabilità di ruoli, poi una parte del movimento ha stemperato la contrapposizione evidenziando che ci può essere vera parità solo riconoscendo le differenze e ponendole in dialogo attivo. È pur vero che la questione gender ha acquisito anche altri significati più radicali e ideologicamente segnati quando al movimento femminista sono subentrati gruppi e sigle degli ambiti gay, lesbo, transessuale con peso culturale e politico crescente. Parlo a livello molto largo, ovviamente, non solo italiano. Se pertanto dobbiamo anche dirci, perché sono circolate espressioni come quelle che dirò o preoccupazioni comprensibili e condivisibili su questo, se pertanto si introducessero nell'educazione e nella scuola elementi che portassero a superare il dato biologico per arrivare a teorizzare un'identità totalmente plasmabile dal soggetto in base alle sue preferenze, a sostenere che l'essere maschio o femmina sono stereotipi culturali imposti dall'ambiente e dalla cultura tradizionale dominante, che spetta al soggetto in base alla percezione che ha di sé definirsi maschio o femmina, per cui l'identità sessuale non deriva più dal dato sessuato del corpo, ma dalla scelta personale dell'individuo, allora saremmo di fronte a principi, a mio avviso, pericolosi, perché porrebbero in discussione l'identità strutturale della persona umana, la sua dignità, la ricchezza della differenza a partire da quella tra maschio e femmina. E avrebbero come naturale conseguenza quella che molti ritengono potrebbe essere la destrutturazione della persona e della famiglia, così come l'abbiamo sinora concepita e vissuta nelle generazioni che ci hanno preceduto e come l'abbiamo assimilata nei comportamenti, nella legislazione, nella Costituzione. Non può essere in discussione l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini. È necessario che la legge tuteli ogni persona da qualsiasi discriminazione e violenza, ma non è discriminazione il fatto che due uomini o due donne non possano mettere da soli o da soli al mondo un figlio, perché è un dato naturale. Un figlio ha sempre un padre e una madre, negarlo o nasconderlo sarebbe una responsabilità grave e seria. Non si può
cancellare la dignità delle differenze e la promozione del neutro in certe nuove forme educative, che equivale appunto alla cancellazione delle differenze, diviene a sua volta una forma di discriminazione violenta contro la concretezza del reale. La nostra legislazione induce, consente, favorisce uno slittamento verso queste teorie. Allora dobbiamo dire con onestà intellettuale che non ci sono atti legislativi che orientino a ciò. L'abbiamo già sentito dal provveditore degli studi in maniera chiarissima. La legge 107,16 eccetera non è assolutamente censurabile a tale scopo, e io spero che ormai questo passi anche nel nostro territorio come un dato evidente e definitivo. La circolare del Ministro del 15 settembre è chiarissima. Non solo la direzione scolastica provinciale di Treviso, ma anche quella di Padova hanno dichiarato già nelle scorse settimane di non avere mai ricevuto alcuna indicazione o normativa per l'introduzione tra i docenti o gli alunni di elementi gender. Il rinvio all'articolo 5 della legge 119 del 2013, se è correttamente interpretato e applicato, non consente storture. Ci sono state o ci sono storture applicative della normativa vigente? Qualcuna sì, dobbiamo dircelo, anche se realisticamente in maniera molto isolata e in casi non frequenti, come purtroppo può accadere nell'applicazione delle leggi in generale. Genitore 1, 2, alcune pubblicazioni destinate a bambini ed educatori possono suscitare degli interrogativi. Questi fatti richiedono una presenza responsabile dei genitori come dei dirigenti scolastici, quindi una vigilanza e un intervento se necessari. Allora, come affrontare la questione con realismo ed equilibrio, evitando informazioni e avvertimenti intrisi di paure, di allarmismi, di condanne pregiudiziali? A me pare che anzitutto la scuola vada assolutamente salvaguardata come istituzione, come luogo dell'apprendere insieme a crescere e a divenire uomo, donna, cittadino, cittadina, come luogo a cui i genitori affidano il bene maggiore che hanno, il figlio, la figlia, senza abdicare alla loro responsabilità educativa. In particolare la scuola statale e quella paritaria non va demolita o resa sospetta e non affidabile, perché essa costituisce uno dei cardini e dei valori fondanti della nostra società. Va guardata con spirito di amicizia, di collaborazione, di considerazione forte, in un legame stretto per un patto educativo, una convergenza piena di obiettivi e di azioni tra le famiglie e gli operatori scolastici. Siccome, oltre ad essere cristiani in parecchi, siamo cittadini, non possiamo permetterci di demolire la nostra scuola. Proponiamo scuole parentali? Sì, sono possibili, sono previste dalla Costituzione, ma dobbiamo chiederci, sono davvero utili ed opportune oggi? Scuole parentali e magari scuole islamiche per cinesi, scuole sperimentali ad opera di LGBT e avanti? Sarebbe la scelta opportuna, specie in tempi di immigrazione così elevata e di necessità di mescolanza e di convivenza equilibrata e pacifica tra popolazioni differenti? Ci conviene davvero mandare i nostri figli nella scuola che non abbia immigrati o che sia costituita da quelli che scegliamo noi, creando per i nostri figli una nicchia sociale dalla quale comunque prima o poi dovranno per forza sganciarsi e affrontare da soli la società vera e complessa?